Buonasera a tutti, bentornati a questo appuntamento con le serate informative che organizziamo nell'ambito del progetto Stimulart, che è un progetto europeo finanziato dal programma Interreg Central Europe. Il Comune di Vittorio Veneto ospita queste serate che sono dedicate ad esplorare il mondo delle imprese culturali e creative. E questa sera abbiamo un appuntamento molto interessante con Sebastiano Zanolli, esperto, manager, motivatore e consulente in comunicazione per diverse aziende nazionali ed internazionali, che ci spiegherà come la comunicazione e se la comunicazione è importante. Il titolo dell'incontro di oggi è In tempo di crisi la comunicazione è ancora importante? Ce lo faremo appunto raccontare declinando questo tema in alcune domande e nuove visioni. Potete sempre intervenire attraverso i canali social e attraverso un numero WhatsApp che vi forniremo nel corso della trasmissione e che ora vedrete in sovraimpressione. Lascio la parola all'assessore Caldart, Antonella Caldart, che è qui con noi, assessore alle politiche sociali e assessore responsabile dei programmi comunitari per il Comune di Vittorio Veneto, che introdurrà la serata. Grazie Antonella. Grazie Valentina, buonasera a tutte, buonasera a tutti e benvenuto a Sebastiano Zanolli, che questa sera abbiamo veramente il piacere di avere qui con noi a Vittorio Veneto, anche se a distanza. Io dovrei introdurre Sebastiano, però usando la sua tecnica che usa tutte le sere nelle sue dirette sui social, e cioè quella di chiedere a chi interviene, agli ospiti, di presentarsi. Farò così. E farò così perché sarà proprio una dimostrazione di come lui sia capace di dare valore alla comunicazione. Infatti questo è un po' il tema di questa sera, parlare di comunicazione. Non parleremo ovviamente del valore della comunicazione in senso generale, ci soffermeremo maggiormente sul valore della comunicazione che la comunicazione assume in questo periodo di crisi in modo particolare. Così mi viene da anticipare, condividere con voi e con Sebastiano un pensiero prima di lasciargli la parola. Oggi la sociologia ci dice che per affrontare la crisi è molto importante per le persone narrare se stessi, quindi scrivere in qualche modo la propria biografia proprio per conoscere i punti di forza che ciascuno di noi, sia nella propria vita sia nella propria attività lavorativa, può avere. Evidenziarli, quindi narrarci, può aiutare a rimetterci in gioco, ad affrontare le criticità che questo periodo ci impone. Ora, questo credo che sia condivisibile. Penso però che sia anche necessario non limitarsi a raccontare la propria biografia, a narrarsi, ma bisogna essere anche capaci poi di comunicare il valore di ciò che si è, di ciò che si sa fare. Ecco, questo è un po' il tema di questa sera. Noi affronteremo ovviamente in questo ambito generale, ci soffermeremo sulle imprese culturali creative, perché queste sono l'oggetto di attenzione del progetto europeo Stimulart, all'interno del quale, come ha detto Valentina, si pone l'evento di questa sera, e l'obiettivo è proprio quello di capire, caro Sebastiano, come comunicare il valore del processo creativo o del prodotto creativo. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo dati. Quindi ora lascio la parola a Sebastiano Zanolli, sperando davvero che sia una serata che fa la differenza, come nel tuo stile. Vai Seba. Grazie Antonella, grazie, buonasera. Beh, intanto grazie anche a Valentina, grazie a tutti quanti voi che mi avete invitato qui, e io sono molto contento perché, come mi faceva notare prima Andrea, con cui parlavo nel backstage, ho un sacco di amici a Vittorio Veneto, ed è verissimo, perché la frequentazione è di lunghissima data, quindi sono nate tantissime relazioni, connessioni, e mi fa piacere essere qui. Mi avevi chiesto, giustamente non ci avevo pensato, che io lo faccio sempre con i miei ospiti nelle dirette che faccio, e chiedo loro di presentarsi, anche perché questa è una maniera abbastanza a prova di bomba per non sbagliare. Quindi io di mestiere faccio prestissimo, io di mestiere ho sempre lavorato in azienda, ho
fatto per lungo tempo il manager, lo faccio tuttora, negli ultimi anni lo faccio, anziché farlo per una sola azienda, come l'ho fatto per 30 anni, lo faccio per più aziende, quindi con funzioni consulenziali. Oltre a questo però ho questa grande passione per le tematiche relative alla crescita personale e alla... la comunicazione è un pezzo, diciamo così, è una parte del mio interesse per la crescita personale applicata naturalmente alla propria professione e a come, insomma, come si sta al mondo in un mondo fatto come questo nostro. E proprio a causa di questa passione mi è capitato di scrivere diversi libri sull'argomento, le cose hanno preso una piega, direi, ragionevolmente buona per quanto mi riguarda e hanno creato, oltre alla mia attività in azienda, anche un'attività di divulgazione e diciamo così, di comunicazione in pubblico, come quella che appunto tu citavi prima sulle mie pagine Facebook o Instagram, dove cerco di creare valore per le persone, perché io credo che sia importante. È un circolo virtuoso, io credo che se riesco a creare valore per le persone che mi stanno attorno, prima o poi in qualche modo le persone che mi stanno attorno creeranno valore con me. Insomma, sono assolutamente un romantico in questo senso e fino adesso mi ha sempre portato bene. Detto questo, il tema di cui dobbiamo parlare è questo della comunicazione. E la domanda, diciamo così, che naturalmente è una domanda retorica, no? È ancora importante parlare di comunicazione in tempo di pandemia e di Covid? Direi che insomma si risponde da sé. Certo che è importante, è fondamentale comunicare, forse adesso più che mai. Giustamente, come sottolineava Antonella, l'assessore, il tema delle aziende comunque creative, coloro che si interessano di cultura o di creatività, comunque no? di campi che verosimilmente, come direbbe il nostro amico professor Fabrizio Panozzo, diceva: noi non siamo d'accordo con il ministro Tremonti che dice che con la cultura non si mangia, no? E in effetti penso anch'io che non sia vero che con la cultura non si mangia, anzi credo che con la cultura si mangi e a volte si mangi anche davvero molto bene, però naturalmente sotto certe condizioni, ragionando, e stasera magari ragioneremo su questo, anche se non possiamo dare per escluso che in mezzo alle persone che ci seguono qui o cioè su Facebook o su YouTube non ci sia anche qualcuno che magari ha un business classico o addirittura partite IVA, freelance, professionisti che quindi magari non hanno a che fare col mondo squisitamente artistico. Quindi cercherò di tenere i piedi in due staffe per quanto mi è possibile. Allora, per partire, Valentina, col primo punto che mi hai lanciato, no? Che è, ma la comunicazione è importante, e abbiamo detto sì, senz'altro, però perché è importante? E quindi creare una piattaforma comune con chi sta in questo momento in ascolto. Direi che abbiamo notato che diciamo così, con l'arrivo della pandemia si sono velocizzati dei processi che erano già in corso. E la pandemia è stato un acceleratore nell'evoluzione della società, dei costumi della società, nel bene o nel male, a quasi tutti quanti i livelli. Un fenomeno che stava già accadendo era una certa polarizzazione di tutto, quindi da una parte grandi colossi, parlo di colossi economici, aziendali, che catturano grandissima parte del mercato, e dall'altra parte invece tutto ciò che è customizzabile, tutto ciò che è fatto su misura era, diciamo così, un buon posto dove stare per miriadi di piccolissime aziende, professionisti, artigiani, artisti. Perché? Perché dove ancora i grandi conglomerati, come le grandi aziende low cost, no? Ditemi voi, da aziende che fanno mobili a aziende che fanno trasporti aerei, non riesco a mettere le mani perché il sistema lì è troppo complicato. Ecco, questa polarizzazione è in corso. La pandemia la moltiplica enormemente perché favorisce, ancora una volta, o chi ti fa dei lavori molto molto tagliati su misura, o favorisce chi fa dei lavori standard che, privati delle piattaforme di intermediazione commerciali e basandosi su dei nuovi strumenti come tutta quanta la digitalizzazione, quindi piattaforme che tendono a mettere d'accordo domanda con offerta, ecco, grandi conglomerati da questo punto di vista ne hanno il ritorno. La polarizzazione, quindi, come dire, la creazione di un mercato che è sempre più fatto a clessidra, tanto da una parte, tanto per le grandissime aziende,
tanto o abbastanza per le piccolissime aziende e in mezzo uno schiacciamento di tutto ciò che è medio, comprese le aziende piuttosto che le entità in mezzo. Dall'altra parte, e questa è una cosa che era già in corso, la pandemia la accelera. E la polverizzazione dell'informazione e quindi la pandemia accelera la nascita di miriadi di fonti di informazioni e quando le fonti di informazioni sono miriadi come adesso, intanto si presta naturalmente alla manipolazione dell'informazione e della comunicazione, l'abbiamo visto con tutto il tema delle fake news e di tutte queste cose, però non è di questo che volevo parlare, dicevo solo che la comunicazione diventa distribuita su innumerevoli canali e in innumerevoli modi. Ma quando succede questo e questa polverizzazione fa sì che si alzi il rumore di fondo e quindi comunicare le proprie idee, comunicare i propri prodotti, i propri risultati, le proprie avventure imprenditoriali o artistiche diventa complicato perché c'è talmente un grande rumore, cioè provate a pensare, no? Adesso noi stiamo organizzando una diretta con degli strumenti tutto sommato ragionevolmente economici e da un punto di vista logico noi non avremmo limiti, potremmo avere un pubblico che va dal Brasile fino all'Australia, fino a Vittorio Veneto. Poi questo però, come potenzialità che tutti decantano, si scontra col fatto che a quest'ora probabilmente in Italia ci saranno almeno altre 80.000 persone che stanno organizzando una diretta Facebook o YouTube e quindi tu ti scontri con una miriade di cose, il che poi alla fine ritorna a ridisegnare una cerchia di persone che sono legate anche da altri meccanismi. Per arrivare qui, oltre a vederlo su Facebook o su YouTube, io devo averlo saputo e l'ho saputo attraverso cosa? Attraverso altri 1000 canali. Quindi la polverizzazione che prima stava arrivando con la pandemia, tutti chiusi in casa, tutti che comunicano digitalmente, tutti che si prendono una videocamera o che imparano cos'è, non so, l'ultimo social media che ho imparato a usare è stato proprio oggi pomeriggio, un social media che si chiama Discord e che crea delle stanze, diciamo così, dove si può comunicare in varie maniere. E mio figlio, quando gli ho detto, ma tu conosci Discord? Lui mi ha guardato, mio figlio ha 20 anni, fa, papà guarda che Discord non è per te, è più per gamer e per gente che sta su Twitch. E la cosa mi ha fatto ridere perché a me sembrava già di essere abbastanza moderno per il fatto che ho scoperto qualche settimana fa Clubhouse, che è un altro social che aggiunge complessità e rumore di fondo, cioè dove stai, come stai. Quindi aggiungo a questi elementi, a questi fenomeni che rendono il mondo ancora più denso e difficile da maneggiare, se ci metti dentro anche la velocità con cui questo accade, ecco che far sentire la bontà delle proprie proposte diventa difficile. Quindi, chiuso tutto quanto questo grande cappello introduttivo che dice sostanzialmente, anzi che cerca di provare il perché sia importante più di prima comunicare, in un ambiente in cui c'è tantissimo rumore, diventare capaci di comunicare bene e di superarlo, e in maniera, posso dire, anche economica, perché il punto, se uno ha 2 milioni di euro da buttare su Facebook, è chiaro che fa conoscere la sua faccia in tutto il mondo, però bisogna avere 2 milioni di euro. Cioè, tutti questi canali sono canali poi che in gran parte sono a pagamento, quindi bisogna saper comunicare bene, sapere gestire bene l'informazione. La cosa si pone sia per i singoli, quindi per i freelance, per i professionisti, e si pone anche per le aziende, perché nonostante tutto quello che ho detto, anche per le aziende superare il rumore di fondo diventa particolarmente difficile. Se pensiamo che Ronaldo ha più follower della Juve, tanto per capirci, cioè da domandarsi bene anche lì, no? Chi è che deve superare il rumore di fondo di chi? Quando un tuo giocatore eventualmente fa più rumore con un post di quanto ne faccia tu come società. Ecco, quindi comunicare è diventato importante, però non abbiamo risolto, Valentina, nulla del problema, perché ci siamo solamente detti una cosa che probabilmente è un'ovvietà da un punto di vista logico, ma posso dirti valeva la pena scartavetrarla e dare dei buoni motivi per essere interessati alla comunicazione, perché come al solito c'è una differenza tra il capire un fenomeno ed esserne consapevoli. Se siamo consapevoli del fenomeno, del rumore di fondo e della polverizzazione che c'è, della polarizzazione che c'è, se siamo detentori di qualche forma di interesse e quindi abbiamo bisogno di un mercato, di un pubblico, di consumatori, di clienti, metti quello che vuoi,
dovrebbe essere adesso logico che non è che hai tanta scelta, devi comunicare, e se non sai comunicare devi imparare a comunicare, e se sai già comunicare devi comunicare probabilmente in maniera adeguata al contesto storico. Ecco, questo direi come cappello introduttivo, Infatti Valentina. aggiungerei che affrontando appunto la tematica specifica del progetto in cui ci troviamo, noi dobbiamo tra l'altro pensare a che cosa vogliamo comunicare, perché il tema è il valore, quello che hai detto anche tu, il valore che crea anche l'opera creativa, l'opera culturale. In questo ambito la passione e la crescita personale sono parte integrante del processo e del prodotto stesso. Nel settore creativo questi sono elementi del prodotto e quindi la creazione del valore e la comunicazione del valore aggiunto è assolutamente importante. Quindi quello che ci dici è che la pandemia in realtà ci ha isolati, ci ha creato un nuovo ostacolo per raggiungere mercati di riferimento che prima erano geograficamente lontani, ma oggi lo sono in realtà per altre motivazioni. E quindi una delle domande che ti vorrei fare è, secondo la tua esperienza, quali sono gli strumenti più utili per trasmettere il valore dei propri progetti, della propria esperienza o dei propri prodotti in questo mondo così complesso? Beh, allora io credo che, prima di tutto mi verrebbe da dire che questa situazione pandemica o interpandemica, adesso io spero che sia post-pandemica, comunque insieme a tantissime rogne, naturalmente, come avviene sempre in tutti questi grandi capovolgimenti della storia, crea tante opportunità. Il punto è avere la prontezza di riflessi e la capacità, probabilmente in questo caso la velocità di coglierli. Come hai giustamente annotato tu, attualmente il mondo è disponibile, nel senso che se hai una ragionevole buona idea la potresti fare correre in tutto il mondo, naturalmente questo non è senza difficoltà, e la velocità probabilmente, la velocità di apprendimento e la capacità di riempire quel gap fra il mondo che è e ciò che serve per stare al mondo, che sarebbe praticamente l'entropia, il caos che noi percepiamo. Ecco, più caos percepiamo, più vuol dire che la lontananza fra come è il mondo adesso e come siamo noi, quello che siamo capaci di essere, di fare noi, è grande. Quindi la velocità con cui riempi questo gap, per esempio imparare ad usare un social piuttosto che imparare a usare una videocamera, in questo caso perché il digitale è tanto di quello che ci è rimasto, o di cambiare prodotto, di cambiare comunicazione. Magari dopo parleremo di come hanno cambiato comunicazione alcuni brand importanti, tanto per farci capire, non perché ci sia una necessaria analogia fra una grande marca di pasta e l'artista che vuole fare qualcosa, però ci dà un'idea di come il cambiamento comunque sia necessario. Ecco, detto questo, che è importante dirselo, altrimenti cominciamo a piangerci addosso, che probabilmente è l'ultima cosa da fare, anche perché c'è gente che sta molto peggio di noi. Direi che dobbiamo, e come dicevo prima, devo tenere distinti i piani. Se parliamo di aziende, chiamiamole così, artistiche creative, il primo punto che mi verrebbe da sottolineare per distinguerlo da chi è in un business normale e quindi parte già con una mentalità adatta al business, direi che, e questo lo dico muovendomi piano e camminando proprio sui gusci d'uovo, è che molti creativi, molte persone creative che per esempio amanti dell'arte sono introversi per natura e molto spesso hanno poca dimestichezza e poca voglia di mettersi in contatto con il mondo esterno. Ora, in un mondo grasso, mettiamola così, un mondo tutto sommato, no, grasso è la parola giusta, un mondo sereno, tranquillo, in cui non ci siano strette di tipo economico, come quello che stiamo vivendo adesso purtroppo, tutto sommato l'ambiente può trasformarsi in una specie di grande piscina di mecenatismo in cui la gente è disponibile a comprendere le creazioni artistiche molto facilmente. In un periodo così teso però, e questo è il punto di partenza per parlare di aziende e di imprese creative,
e culturali, direi che serve un passo un po' diverso nel accettare che esistono anche clienti o esistono anche consumatori, comunque esistono anche persone che fruiranno della tua opera ed è tuo interesse conoscerle ed è interesse tuo conoscere per poter comunicare con loro da una parte e comunicare cosa? Comunicare come ciò che fai direttamente o indirettamente, anche di lato, risolve alcune loro vicissitudini o problemi. Mentre per una pasta o per un paio di scarpe, questo è molto chiaro fin dall'inizio e la relazione causa-effetto è banalissima, quando tu parli di creazioni culturali, che sia un museo o che sia un'opera d'arte, questo è molto meno visibile. Ora, io non sto dicendo che necessariamente lo debba fare l'artista o il creativo, e difatti voi siete un buon esempio, no? Stimolarte è un buon esempio di quanto le istituzioni, le strutture si stiano dando da fare per cercare di mettere questi soggetti in una posizione migliore da un punto di vista economico. Però direi che come primo punto è riconoscere che per vivere comunque e per far sì che Tremonti non abbia ragione nel dire non si mangia di arte, bisogna anche riconoscere, con un minimo di umiltà, che esiste un pubblico di destinazione e che dovresti pensare anche a chi stai parlando e assicurarsi che se non lo sai fare tu ci sia qualcuno che lo sa fare per te. Boh, detto questo, che per me è importante come ragionamento, tu mi domandavi come comunicare valore. Quindi, detto questo, che per me è un po' una pregiudiziale, no? Ma anche per esperienza personale, a volte mi sono trovato a collaborare con entità creative che avevano proprio una difficoltà di tipo ideologico a parlare di clienti, fruitori, consumatori, visitatori, come se fosse una cosa brutta, sporca, cattiva. E lì io, naturalmente, quando c'è di mezzo l'ideologia, nessuno può farci niente, perché le ideologie sono, a mio parere, un grande dramma di solito. Però questa è una questione ideologica, non necessariamente le due cose si contrappongono e non necessariamente pensare anche a chi fruisce l'arte, soprattutto in un periodo di tensione economica, significa perdere la propria capacità o la propria verginità artistica. Ecco, questo lo dico perché mi ci sono ritrovato infilato alcune volte e questo naturalmente, se in un momento di grande splendore, di grande grasso e di economia che funziona bene, di gente che è tutta quanta contenta, tutto sommato si risolve in un'alzata di spalle, in un momento come questo invece semplicemente si ferma. Basta pensare, no? Basti pensare al dramma che stanno vivendo i creatori di opere come i musicisti e tutti coloro che ci vivono attorno a questa cosa qui. È che quel business comunque è già più portato a riconoscere l'esistenza di consumatori e quindi a comportarsi anche con delle logiche un po' più orientate alla comunicazione e al marketing. Detto questo, mi chiedevi dei passaggi per comunicare valore, ma io credo che tanto abbia a che fare certamente con l'identificazione di chi è l'audience finale, per comunicare valore, per trasmettere valore. Quindi tu hai fatto qualcosa e vuoi far capire ciò che è valore, bisogna avere chiaro a chi vuoi parlare, ed è chiaro che più aumenti l'audience, più è l'universo mondo, più la difficoltà è trovare un criterio comunicativo che valga per tutti, tanto più raffinata è la tua audience, tanto più selezionata, tanto più è facile avere un canone comunicativo preciso come un bisturi, tanto più è larga, tanto più devi ricorrere a dei tagli un po' più grossolani e più pop, e sapere che per comunicare, per trasmettere valore, qualunque esso sia, qualunque tu possa pensare che sia il valore che hai creato, serve attirare l'attenzione, quindi c'è un audience, va attirata l'attenzione dell'audience e terzo, bisogna, come dicevo prima, farglielo capire. Farglielo capire vuol dire riuscire ad avere un alfabeto, una lingua che sia consona, perché tutto quello che non puoi fare è chiedere alla tua audience di cambiare linguaggio perché capiscono le tue cose. Anche questo naturalmente ha a che fare a volte con questioni ideologiche, però da un punto di vista squisitamente della trasmissione del valore è improbabile che se non identifichi un audience
non attiri l'attenzione dell'audience e non gli parli con un linguaggio che l'audience può capire, ecco, è abbastanza improbabile che il cerchio della trasmissione del valore si chiuda. Direi che c'è comunque una raccomandazione, ecco, che di solito però soprattutto le aziende creative, le aziende culturali o i singoli hanno, ed è quella della credibilità, nel senso che è la trasmissione della credibilità. Quanto credibile sei, soprattutto quando si tratta di passare dei valori intangibili. Perché un valore intangibile passi, la fonte che lo emette deve essere credibile. E come si costruisce la credibilità? La credibilità si costruisce attraverso, di solito, il tempo e una continua riprova di ciò che tu predichi e tu riprometti, e tu prometti. E quindi nel mantenimento delle promesse si crea una credibilità. E questo naturalmente gioca a svantaggio delle leve più giovani che devono probabilmente stuccare questa mancanza di lunga data di esperienza con forme diverse di comunicazione, probabilmente più fruibili o più comprensibili, o che comunque rendano chiaro la novità, l'importanza, l'aiuto ad avere una visuale differente che loro portano. Quindi la credibilità, e se non c'è la credibilità, una maggiore chiarezza di messaggio. Direi intanto, per trasmettere valore a questi punti sono quelli fondamentali. Magari c'è anche qualcos'altro, ma ci arriviamo poi ragionando. Devo dire che questo cambio di paradigma è molto interessante, perché di fatto noi stiamo dicendo che anche il settore creativo deve mettersi in ascolto del mercato e dell'audience, perché di fatto è abituato spesso a raccontare se stesso, ma guardandosi un po' da dentro. E questo è anche un messaggio per i giovani che magari sono a casa in un isolamento con questa situazione in cui lo stare al mondo sembra passare attraverso strumenti di facile fruizione, i social network, così. Mentre lo stare al mondo, come hai detto tu, comporta delle scelte di canali di comunicazione, di pubblico, di strumenti, e tutto sommato non è così distante da quello che invece nel mondo reale comunque ci sarebbe capitato di dover affrontare. È solo una percezione diversa. Quindi l'altro elemento, quindi sicuramente è uno sforzo, un'energia da mettere in un ragionamento mirato, immagino, verso mercati, perché possiamo chiamarli mercati, target, anche per il mondo dei creativi. Un altro aspetto, insomma, abbiamo visto che questa situazione, questa contingenza pandemica sta cambiando un po' tutte le regole. Potrebbe essere invece legato al guardarsi intorno nel proprio territorio, quindi in ambito locale, per esempio interagendo con altre imprese del territorio e cercando delle nuove sinergie, delle nuove collaborazioni. Mi raccontavi che anche grosse aziende hanno messo in campo delle nuove strategie di comunicazione che tendono a ripianificare il loro modo di comunicare i prodotti, proprio perché è cambiato completamente adesso l'approccio al cliente, e come la creatività e lo storytelling, se lo vogliamo chiamare così, o comunque, per non usare un termine inglese, la narrazione legata alla storia e ai valori da cui proviene un prodotto, sta sempre di più prendendo piede. Così come l'interazione col cliente. Mi racconti un po' qualche esempio di questo tipo? Mi parlavi... Ma guarda, facciamo così, secondo me la cosa più interessante in questo campo, che ci dovrebbe secondo me servire solamente da traino ispirazionale, no? Perché è evidente che se io adesso, che ne so, adesso vediamo, mi viene in mente che non so, McDonald's per esempio ha creato i due loghi separati per stimolare le persone ad avere un distanziamento sociale, o Nike che dice per la prima volta hai l'opportunità di giocare una partita dove ti guarderanno milioni di persone, giocare una partita per miliardi di persone e la fai giocando da casa, come dire, rimani a casa e questo fa vincere l'umanità. Ecco, quando le aziende partono a comunicare in maniera diversa e si prendono la briga di entrare in una situazione attuale, quindi che si disconnette dalla solita forma
promozionale in cui parlano di prodotti o di servizi che loro erogano, non è tanto perché io pensi che l'artigiano di Vittorio Veneto o l'azienda di Bassano del Grappa si metta a fare necessariamente come Nike. Però per me è un buon esempio, è un buono stimolo a comprendere che se perfino un gigante come Nike contestualizza la sua comunicazione allo stato di cose perché lo percepisce come assolutamente peculiare, fuori dal comune, non c'è motivo per cui qualcuno con le spalle molto più piccole non lo debba fare. E qui naturalmente si tratta di identificare quali sono i grandi temi sui quali andare a parare. Uno di sicuro è il tema della responsabilità sociale, quindi si riconosce sempre di più che chi fa impresa a qualunque livello non è solamente responsabile di un bilancio, ma è responsabile anche delle ricadute che la sua attività ha in generale sulla comunità, ma molto più spesso sulla comunità che è intorno. Ora, per le grandi aziende come dimmi te, Armani o Lamborghini oppure Banca Mediolanum, tutte queste aziende hanno immediatamente cambiato comunicazione, anche comunicazione di brand, facendo notare qual è il loro impatto sulla comunità e cercando di dimostrare, di dichiarare degli intenti a favore della comunità. Questo naturalmente per i grandi brand è a livello nazionale, per i piccoli brand potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con il livello locale, ma non necessariamente, visto che adesso sono saltate anche le logiche della località e basta. Quindi, però potrebbe essere una cifra stilistica importante. Anche da un punto di vista proprio dell'immagine che tu dai, tutti quei cambiamenti che ti dicevo, tipo McDonald's che distanzia gli archi, Coca-Cola che anche lì stacca tutte quante le lettere, hanno a che fare con eventuali cambiamenti di immagine, proprio da un punto di vista anche grafico, ma anche quello che abbiamo visto capitare con formati di pasta piuttosto che con Nutella che crea il vasetto e dice lancia il contest sui social, dai, fateci vedere come usate un vasetto di Nutella, dimostrano dei cambiamenti anche molto coraggiosi che tendono a introiettare dentro al messaggio una situazione di fatto. E questo, sai, per me è importante perché è un messaggio che dice, leggendolo bene, guarda che non c'è nessuno troppo grande per poter fare a meno di immischiarsi con la realtà. E a maggior ragione mi viene da dire che anche se tu sei un'impresa creativa, anche se tu sei un'impresa culturale, comunque dovresti ricordarti che c'è un mondo lì fuori che in questo momento sta soffrendo e sta avendo grandi rogni. E quindi tirarti fuori dalla bagarre del mondo e dire non me ne frega niente, vado avanti per i fatti miei, al di là diciamo così, dell'aspetto un po' di supponenza che includerebbe, è proprio sbagliato da un punto di vista di marketing. Non esiste un pubblico di nessuna sorta che mentre sta soffrendo ti viene dietro sui tuoi ragionamenti perché tu non tieni conto di loro. E questo secondo me non ha niente a che fare con la differenziazione, è proprio una questione di essere umani e di essere parte dell'umanità, ed è comprendere che in certi momenti si comunica in maniera diversa perché il contesto è differente, indipendentemente se sei un artista, un imprenditore, un professionista. Cioè, se siamo tutti quanti in un momento duro nella nostra vita, se andiamo a un evento triste, per quanto possa essere che non ti tocchi, ma se sei in comunità e sei a un evento triste, non voglio stare a eventi tristi, un funerale, non ti è concesso di ridere o di schiamazzare, nemmeno se tu la pensi diversamente, non si fa appunto perché siamo una collettività. Ecco, perdonatemi questo esempio magari un po' duro, ma mi serve per dire che questo è il momento di comunicare alla gente che tu stai facendo qualcosa per loro, e questo è importante. Lo fa la Nutella, che probabilmente non ne ha bisogno, lo dovremmo fare anche noi, che invece magari non siamo così famosi o non abbiamo le spalle sufficientemente larghe. Non so se mi sono spiegato, Valentina, spero di sì, però. Il settore delle imprese culturali soprattutto deve rispondere a dei fabbisogni che sono i fabbisogni di un pubblico molto variegato e che può essere anche un fabbisogno proprio di risposta di offerte culturali, e quindi in realtà non parliamo effettivamente solo di un mercato, ma possiamo parlare dei fabbisogni di una comunità
che è il motivo anche per cui il Comune di Vittorio Veneto, come molte amministrazioni pubbliche, sono interessate a questo tema, perché Certo. la ricaduta dell'interesse, dell'energia che un soggetto privato può mettere in un'attività seppur economica, in realtà è fortissima perché è collegata alla comunità e all'identità locale. Ed è diciamo, un circolo virtuoso dove quello che viene poi rigenerato dal coinvolgimento e dalla motivazione di un privato torna al privato, che può essere il creativo, il professionista, in termini di nuove idee, nuove ispirazioni e sicuramente tutta una serie di connessioni che lo fanno diventare poi quello che lui sarà. Certo. Anche Difatti questa cosa, Valentina, se mi permetti, no, faccio sì, una chiosa su quello che stai dicendo, che mi trova molto d'accordo. Il fatto è che la creazione, no, di cultura, di arte, insomma, tutta quanta questa parte di creatività e cultura, e quando si parla di trasmissione di valori, il rischio, no, è quello di non saper fare percepire cosa significa, qual è effettivamente il valore della creazione di cultura. Tornando a una serata che avete avuto con il professor Panozzo, no? Lui diceva il Made in Italy è frutto di creatività e di creazione culturale, stratificato in decenni, in centinaia d'anni, e alla fine noi ancora come figli, e nessuno di noi è Tiepolo o Michelangelo, però ancora viviamo di luce riflessa di tutta quanta questa creazione culturale che è durata centinaia d'anni. A maggior ragione adesso che ci sono degli strumenti per farla viaggiare, è importante favorire la creazione d'arte e di cultura e quindi avere delle strutture come quello che state facendo voi, come dicevo prima, no? È un esempio di tentativo illuminato di dire ci siamo noi a supportare un mondo che Sebastiano dice a questo mondo, ok, intanto datevi da fare anche voi, cercate di capire qualche logica in maniera da aiutare, ma sapendo che questo mondo delle volte è un po' refrattario, delle volte non può, perché magari mancano proprio di strutture, ci sono delle situazioni, come in questo caso il vostro progetto, che tendono a supportarlo. E questo mondo, che può anche essere difficile da interpretare, crea e sedimenta ricchezze, informazioni, cultura e valore. È quello il valore che permetterà ai miei figli, ai tuoi figli, a delle persone che arriveranno in questo caso nell'area di Vittorio Veneto piuttosto che in un'altra area, di godere di questa cosa qua, ma non solamente come atto estetico, anche proprio come atto economico. Perché una comunità ricca di cultura, di arte, di creatività, di cose nuove, è più ricca in generale, è più ricca anche nella capacità di esprimere poi business normali, chiamiamoli così, classici, e di attirare gente interessata. Ecco, questo secondo me è anche da sottolineare, no? Perché quando si dice trasmettere il valore, ripeto, è facile trasmettere il valore di una calzatura, è facile trasmettere il valore di un telefonino, perché tu dici questo serve a telefonare, questo serve a camminare, a stare comodi e a fare bella figura. Ma trasmettere il valore di un'opera teatrale non è così banale. Ma il punto è che, siccome è difficile, non dobbiamo smettere di provarci, dobbiamo però, sia per chi la fa e la eroga, sia per chi supporta dietro, cercare di tradurla e metterla in una situazione, come stiamo facendo anche in questa sera, come avete fatto già in tante altre serate, in una maniera che chi è dall'altra parte, che non ha il dovere di capirla per default, e questa è la cosa interessante, chi ascolta non ha il dovere di nulla è lì, e se noi siamo bravi, e noi, dico tutti quanti noi, da chi la fa, chi la supporta, siamo bravi a tradurla e dire, quindi ha valore. Il murales in una periferia degradata ha valore se è fatto così, perché rende le cose migliori, tanto per dirla con Hillman, no? Uno psicologo, che diceva che sono le città meglio fatte a rendere gli individui migliori, non necessariamente aspettare che gli individui siano migliori per fare città più belle. Cioè, questa è ricchezza e valore, ma vedi che per parlarne e per provare solamente a tirare via la vernice sopra e cominciare a fare capire cosa c'è sotto, dobbiamo parlarne io e te 5-10 minuti. Ecco, è questa, diciamo così, la difficoltà, ed è anche naturalmente la cosa affascinante e bella, perché il futuro probabilmente si giocherà anche molto sulla creazione di valore artistico e creativo. Senza contare, ripeto, l'ho detto prima, me lo ripeto perché non vorrei fosse sfuggito,
le aziende, e ne ho conosciute parecchie, che si aprono a questo tipo di contaminazioni, creano davvero cose differenti. E quel rumore di fondo di cui ti parlavo prima si può anche scavalcare con delle creazioni davvero differenti, ma che non arriveranno attraverso il pensiero lineare solito della ricerca e sviluppo, ma arriveranno da contaminazioni di posti strani, come è quello delle arti, per esempio. E potrei dire, secondo te, provocatoriamente, che per esempio in questo settore specifico l'ente pubblico può diventare un partner della comunicazione dell'impresa o del soggetto privato, perché di fatto ne determina anche la riuscita in parte di questa comunicazione, indirettamente o direttamente contribuisce allo sviluppo di una comunicazione efficace che crea valore, che è anche il motivo per cui noi in Italia sfruttiamo anche le bellezze che abbiamo spesso per farci riconoscere all'estero nell'ambito delle eccellenze produttive che abbiamo. Ed è il motivo per cui avvicinare sempre di più, anche nella comunicazione, il pubblico col privato genera un Certo. valore ulteriore. E io credo che, sai, questa cosa che hai detto a me sta particolarmente a cuore. Io spero vivamente che, per esempio, sull'esempio di situazioni come questo, di esempi come questo, no? Anche altri enti locali, che siano le regioni, che siano le province, che siano i comuni, che siano qualsiasi ente pubblico, prenda a cuore questo tipo di sviluppo, perché c'è proprio bisogno poi di contrastare l'aridità dilagante, quella che si basa solamente su criteri di bilancio e di marketing stretto, ma non perché vada male. Voglio dire, io ci vivo da una vita di queste cose qua. Dico che, come tutte quante le cose, se non è gestita con un giusto mezzo, per dirla come direbbe il Buddha, no? Con una capacità di equilibrio, queste cose portano a un'aridità sistematica, e quindi il riuscire a nutrire certe piantine di umanità, certe fonti di umanità, in maniera che si mischino virtuosamente con delle logiche poi anche di marketing e di mercato, serve a creare una situazione virtuosa che non diventi mai un mostro in cui le relazioni fra me e te sono solamente definite da quanto vali tu e quanto valgo io in euro, e se c'è un divario è finita lì, perché questo non combacia più con un mondo in cui stanno bene tutti quanti, anche le categorie più deboli, i malati, gli anziani, i bambini, le persone che hanno problemi. Io credo che da questo punto di vista la bontà di un progetto così è molto più profonda di quello che noi vediamo a prima vista. Mischiare le imprese creative e le imprese culturali con il mondo del mercato significa rendere più umano e più umano un sistema che, se lasciato andare, diventa estremamente abrasivo. È un posto in cui pochi stanno bene. Ecco, e credo che sia questa anche la bontà dell'iniziativa. Io mi rivolgerei all'assessore Caldart solo per un commento, perché di fatto stiamo toccando un tema che lei conosce bene, cioè l'impatto che poi queste dinamiche, che lei segue molto da vicino, hanno proprio sul tessuto sociale della città, e quindi come anche il Comune stia cercando di favorire questa ripresa economica basata sulla creatività e la cultura, in realtà proprio per questo motivo, per cercare di tenere unito un sistema sociale composto da tantissime tipologie di soggetti. Sì, noi stiamo lavorando a quello che viene chiamato welfare generativo, cioè un welfare dell'intero contesto sociale, cittadino, aziendale, che dovrebbe ipoteticamente, idealmente, autosostenersi, quindi dove le aziende vengono chiamate a progettare e a partecipare poi alla crescita, no, dell'intero tessuto sociale. Quindi da questo punto di vista c'è un grande sforzo, e credo che la pandemia, che la crisi ci abbia, per così dire, stimolato e aiutati a ragionare in questo modo.
Parallelamente, grazie anche appunto a questo progetto, a Stimulart, noi stiamo fortemente spingendo perché il linguaggio, che è un altro tema importante, del pubblico, del privato, comincino ad essere simili e i due, diciamo, i due enti, le due entità davvero iniziano ad avere un livello di comunicazione paritetico, che non ci siano sempre due livelli che scorrono uno sopra l'altro, uno sotto all'altro, con poi le conseguenze dell'aridità di cui tu stavi appunto parlando. Certo. Quindi possiamo dire, tornando al tema della comunicazione, che noi dobbiamo contrastare questa polverizzazione di approcci comunicativi che in realtà ci isola, sebbene, come tu dicevi, siamo perennemente coinvolti in attività di comunicazione, e webinar, conferenze, proposte di qualsiasi tipo, ma in realtà ci stiamo isolando se non utilizziamo bene questo strumento che è la comunicazione. Guarda Valentina, adesso no, hai detto proprio la cosa che mi serviva per unire un po' tutto quanto. Noi, e parlo di noi, chiunque di noi, poi lo possiamo portare a maggior ragione nel campo delle iniziative imprenditoriali, grandi o piccole che siano, però noi ci siamo ritrovati da un anno, perché ormai è un anno, no? Cos'era, l'8-9 marzo, quando è cominciato il primo lockdown, quindi un anno adesso, e ci siamo ritrovati ad avere la capacità di comunicare e quindi, non so, immagino tu, Antonella, io, oggi probabilmente abbiamo visto via Zoom, via Google Meet o quello che la piattaforma che usiamo, Facebook, YouTube, abbiamo visto un numero di persone che un anno fa sarebbe stato impossibile vedere dal vivo. Quindi no, noi continuiamo a passare da un meeting all'altro in questa orgia, diciamo così, di visibilità digitale e noi stiamo parlando adesso di comunicazione, ma facciamo fatica ad accorgerci che stiamo continuamente comunicando a un numero esasperato di persone e quindi già dando un'immagine di noi, di ciò che vogliamo essere, dire e avere. Ecco, e questo, ritornando al tema di questa sera, che poi sono appunto magari più ancora ficcanti, sono le imprese culturali e creative, però c'è bisogno di una strategia per gestire bene questa cosa, altrimenti quello che ci accadrà è che la strategia farà noi. Nel senso che o noi approcciamo quello che stiamo facendo con un'idea in testa di dove vogliamo andare, cosa vogliamo ottenere, dove vogliamo parare e quindi, diciamo così, coltiviamo dei canoni comunicativi coerenti, oppure usiamo quelli che vogliamo ma coscienti che li usiamo, altrimenti quello che ci capiterà è quello che ci capiterà, no? È un po' quello che prima poteva già accadere nella vita solamente analogica, quella a 3 dimensioni a cui siamo abituati, ma che accadeva in maniera ristretta, voglio dire, perché la lentezza, le poche persone che contattavi, la tranquillità con cui questo avveniva, faceva in maniera che in caso di sbandamenti tu ti potevi correggere. Attualmente, cioè io oggi probabilmente avrò visto, ma questa è la media, vabbè io faccio anche un mestiere che contatta tante gente, ma avrò visto 400-500 persone oggi dalla mattina alla sera. E se io non ho un'idea in testa di qual è la mia proposta di valore, di cosa voglio comunicare, di come voglio dirlo, alla fine ne verrà fuori una cosa totalmente ingestibile, ma soprattutto già esplosa. Ecco, come dire che l'identità e la coerenza e la costanza cominciano a diventare parti integranti di un'attività di branding che prima era solo per le grandi aziende, poi è migrata sulle piccole e adesso migra in capo agli individui. E quando tocchi queste due cose qui, vedi, tocchi per esempio tutti coloro che sono impegnati in attività artistiche, che ne so, un cantante, un pittore, tanto per dirne una, ma anche un'azienda che fa creatività, che fa design, la stessa identica cosa, anche se è fatta da 4, 5, 10 persone, ha bisogno di una strategia che va identificata e su cui va ragionato. Forse adesso parlerà più chiaro anche il consiglio che ho dato sulla trasmissione di valore. Cioè, trasmettiamo valore sì, però bisogna aver deciso qual è il valore, quali sono i valori, chi sono gli audience, come glielo diciamo, quando glielo diciamo. Noti, no, che sono delle cose da cui, sono delle domande da cui non si viene fuori in un quarto d'ora sotto la doccia e vieni fuori con una strategia. Ci vuole un po' di razionalità e di ragionamento.
Volevo Ti- dirvi che prima abbiamo detto del Brasile e vedo qui che tra i commenti c'è Rodrigo Fonseca Viana che ci manda saluti dal Brasile. Vi dico solamente questo. Nel frattempo c'è anche arrivata un quesito per te, che ti leggo, che Sì. è questo. C'è un'impresa che chiede quali caratteristiche fondamentali deve avere un creativo per comunicare per presentarsi e comunicare in modo efficace ad un potenziale cliente il proprio prodotto, e cosa invece non deve assolutamente fare, l'errore da non compiere. Cioè un creativo. Un creativo, quindi in questo caso è un professionista, diciamo, che si vuole proporre ad un cliente e quindi con un prodotto però che ha un alto valore aggiunto dovuto ovviamente puoi immaginarti un artista, puoi immaginarti però anche un designer, per esempio, un grafico. E che Ok, cosa gli errori da non compiere? agli errori da non compiere. Allora, è una bella domanda, è strutturata, cioè andrebbe strutturato un po', però partiamo dagli errori da non compiere, che poi dopo alla fine così identificano anche le cose da fare. La prima cosa è presumere che il fatto che a te sembri una grandissima idea sia necessariamente vero perché ti sta davanti. Di solito chi ti sta davanti non ha, prima di tutto, nessun dovere di vedere le cose. Lo dico perché è capitato anche a me, no? Mi ricordo un signore che un giorno è venuto in un'azienda in cui lavoravo e mi ha detto che aveva una delle più grandi invenzioni della storia e secondo lui era veramente una grandissima invenzione ed erano degli occhiali socializzanti, lui li ha chiamati. Erano degli occhiali che avevano una lucetta verde qui e una lucetta rossa qui. E questi occhiali andavano indossati con la lucetta rossa se non volevi parlare con nessuno e con la lucetta verde se volevi parlare con le persone. Secondo lui questo avrebbe sistemato un po' l'umanità impedendo così dei conflitti perché parlavano solo le persone che avevano la lucetta verde accesa. Ora, per quanto sia simpatica l'idea, questo fatto che lui era convinto che era la grande idea non lo era per me. Adesso non voglio banalizzare, però non essere convinti che perché ci hai messo tanto impegno e tante cose, questa cosa sia necessariamente vera. E quindi per converso, io credo che quando una persona, cioè un'azienda o un creativo si presenta con una buona idea innovativa davanti alle persone, quello che dovrebbe fare è dargli un assaggio della realtà, di come sarà il loro mondo una volta che questo prodotto o servizio sarà messo in piedi. Il che vuol dire essere bravi a disegnare scenari. Essere bravi a disegnare scenari vuol dire essere bravi a disegnare un prototipo, se esiste un prototipo, che esiste se si tratta di un servizio, ma comunque quello di far toccare un po' con mano ciò che potrebbe essere, perché per le persone che hai davanti è sempre molto complicato capire un'idea senza vederla realizzata in parte o in tutto. Quindi, come dire, la prototipazione diventa tanto importante per far comprendere quello che hai dentro nella testa, quella tua idea, che può essere magari fatta di pochi segni, in maniera un po' più strutturata. Però c'è un'altra fetta, perché qui la domanda è generica, quindi sto rispondendo in maniera generica. Siccome i clienti, gli interlocutori non sono tutti uguali, in una ipotetica gaussiana bisogna ricordare che sono pochi i clienti che sono disponibili a comprare qualcosa di incredibilmente nuovo, a meno che non sia un reparto di ricerca e sviluppo che cerca nuove idee per ripresentarle a sua volta. Ma la gran parte della gaussiana, cioè della curva di distribuzione, è fatta da gente che non vuole essere il primo. Non vuole essere il primo. Il vaccino è innovativo, sei il primo che lo fa e tu diresti, beh vabbè, allora vengo, ritorno domani, dopo che l'hanno fatto anche gli altri, tanto per capirci, no? Non lo so, questa motocicletta è la prima che vendiamo, beh guarda, adesso aspettiamo che la testino, poi arrivo anch'io. E così a pochi piace essere i primi a provare una cosa. E questo naturalmente, come capisci bene, con una persona che invece mastica quella cosa già magari da mesi, o da anni addirittura, gli sembra quasi impossibile che la gente non comprenda la fantasticheria che ha tra le mani. E quindi è questo. Poi, Lettura interessantissima, perché mi ricollego a quello che dicevi prima. Spesso questo settore fatto di giovani, di persone che non hanno anni di esperienza alle spalle, ed è un suggerimento secondo me molto acuto, perché ti pone nell'ottica di doverti scontrare con la realtà, no? Di dover affrontare anche in modo concreto
un possibile risultato, anche previsto uno scenario, come dicevi tu, prima di ottenerlo, ma in modo concreto. Esatto, E se vuoi Valentina aggiungere, ci sono secondo me almeno un paio di escamotage che possono aiutare gli amici che ci hanno fatto questa domanda, ed è il fatto di, se possibile, presentarsi con qualche forma di referenza, il che vuol dire mediare un po' l'insicurezza che hai nell'aprirti verso delle nuove idee, il che vuol dire abbiamo già testato in parte questa cosa con questo cliente, con questa persona che vi può dire qual è stata la sua diciamo così, la sua idea, insomma, quello delle referenze è importante, oppure addirittura quella dell'inserirsi per un periodo all'interno del processo, quindi ci sarò io personalmente, ci saremo noi personalmente ad accompagnarvi in questa fase di iniziale, di test reciproco, in maniera che tu possa sempre contestualizzare tutti gli spread che si creano, soprattutto all'inizio, in cui magari il prodotto non funziona bene, il servizio non funziona bene, e quindi porti come una specie di saldatura, no? Di accompagnamento in questa cosa. Questo può rendere le cose un po' più semplici, soprattutto magari quando sei molto giovane, nel senso giovane da un punto di vista della permanenza sul mercato, e quindi non hai un carnet, un archivio da sfoggiare. È chiaro, no? Che se da te viene l'architetto che ha 30 anni di esperienza con una cosa nuova e ha avuto già 15.000 successi prima, la possibilità di entrare velocemente è importante. Per quello delle referenze o di ciò è stato fatto prima è importante. Certo che se hai 21 anni, che referenze o che archivio puoi avere? È evidente che è poco. il nostro obiettivo è creare fiducia e questo valore a chi ha le potenzialità e la qualità per poter affrontare un mercato, perché dal giorno d'oggi comunque penso che sia anche un passaggio necessario e da cui nessuno è ormai esente, quindi dovremo affrontarlo, e il rischio di chiudersi invece è molto elevato, e anche un'occasione semplice per non affrontare tutto questo processo che ci stai raccontando. E Tieni conto, Valentina, che se c'è comunque un periodo in cui stare con le orecchie aperte e fare test e provare e riprovare, e quindi fare test magari veloci, capire se funzionano e quindi uscire facilmente, quindi test che costino poco ma che dicano tanto, è questo. Cioè, ancora una volta da questo stadio dell'umanità verrà fuori una redistribuzione di ricchezza importante, il che vuol dire che la massa della ricchezza probabilmente sarà come prima, solo che sarà in tasche diverse, e quello di provare, aprirsi, capire, ripeto, situazioni come queste, per esempio, con tutto quanto l'insieme di eventi, sono importanti, è importante partecipare dentro, perché comunque o ci sei o semplicemente sei escluso dal cambiamento. Quando dicevo prima, no, che il grado di entropia che noi viviamo, ed è individuale questo parametro, è dato dalla tua capacità di comprendere cosa sta accadendo, e questo si apre sempre di più in momenti in cui il mondo si muove velocemente. Quindi rapidamente tu all'inizio della pandemia eri uno che capiva il mondo e adesso non lo capisci più. Questo gap non è che te lo riempi il mondo, te lo riempi tu, e te lo riempi tu rimanendo attore presente delle cose. Rimanere attore presente delle cose vuol dire un sacco di sbattimento, di fatica, di organizzare eventi, stare agli eventi, andare a parlare con la gente, imparare a usare cose nuove, e a molti di noi, a seconda più che dell'età, più che altro dell'attitudine mentale, questa cosa costa tanto. Ad alcuni di noi costa tanto, e io lì, cioè, che non faccio il santone, non ho niente da dire. Se tu decidi di smettere di stare dietro al mondo, che è legittimo se uno non vuole farlo, però devi solamente capire che l'entropia aumenterà. E a quel punto hai due cose: soffri come un cane, oppure ti ritiri a fare il guru, il santone, il samniasi su una montagna, su una foresta, e smetti di voler comprendere il mondo. Ma per tutto il resto della gente la chance è quella di starci dietro. Per, diciamo, concludere un po' la nostra serata, io vorrei solo puntualizzare sul fatto che in realtà appunto noi ci muoviamo tutti insieme, e quindi è un intero sistema che noi stiamo cercando di cambiare e di portare verso un nuovo paradigma, una nuova
filosofia anche imprenditoriale a Vittorio Veneto. Speriamo che tu faccia parte di questo nostro percorso e che ci aiuti ad affrontare questo cambiamento. Quindi vorrei ricordare anche a chi ci ascolta nuovamente che Sebastiano Zanolli è un esperto, autore, manager, motivatore, comunicatore e con una lunghissima esperienza con moltissime aziende leader in Veneto, e che quindi auspichiamo di vederti in presenza qui da noi e di poter anche avere un contatto diretto con te per presentarti appunto le realtà del territorio. Guarda, Antonella, no, vuoi grazie a aggiungere voi. qualcosa? No, diciamo che intanto ringrazio Sebastiano perché anche questa sera ci ha dato quella giusta carica che serve proprio anche per chiudere questo spazio di entropia. E mi è molto piaciuto il discorso sulla responsabilità sociale delle aziende, che è una cosa che viviamo anche dall'altra parte, cioè dalla parte di chi compra, no? E quindi è una cosa che proprio sentiamo. Io sento il bisogno di rivolgermi ad un'azienda il cui prodotto in qualche modo mi dà questa sensazione di far parte di una società, non di diventare elitaria perché compro quel prodotto. Anche per esempio dal punto di vista, stavo pensando prima mentre parlavi, dei prodotti sostenibili, questa corsa alla sostenibilità che forse è nata come una moda, oggi si è radicata nel nostro essere consumatori, quindi è verissimo. E poi diciamo, le tre parole magiche che hai detto in conclusione, proprio come strategie per questi giovani creativi a cui noi ci rivolgiamo, cioè creare identità, lavorare con costanza ed essere coerenti, che se vuoi sono tre temi, diciamo, che ci insegnavano nel nostro passato i nostri nonni, no? Però sono temi così importanti che probabilmente sono proprio alla base del nostro essere, anche quello che siamo, del nostro essere italiani. Quindi hai detto cose classiche questo tuo modo nuovo e come sempre sei riuscito a fare la differenza. Grazie Seba. Nel Grazie frattempo hai Antonella. scaldato anche il pubblico perché iniziano ad arrivare anche altre domande, anche se siamo in conclusione di, Bene, non c'è problema, io sono qui per voi, mi di fa solo piacere. serata. Te ne dico una che è arrivata perché da una persona che chiede se rimandare è davvero il peggior nemico delle vendite o è una strategia per incuriosire ancora di più la clientela, per interessarsi a comprare un determinato prodotto. Quindi se torniamo al tema dell'essere veloci o dell'essere lenti, cioè è meglio, diciamo, secondo questo messaggio, essere sempre veloci e repentini, oppure alle volte è anche opportuno stare fermi e attendere per incuriosire? Questa era un po' la domanda. Non lo so, adesso se comprendo la domanda, io credo che lui stia parlando da parte appunto di chi vuole vendere qualcosa, se aspettare oppure andare fuori subito. Credo che dipenda moltissimo dal tipo di prodotto o di servizio di cui parliamo. In generale, anche come avevo detto all'inizio, c'è una polarizzazione. Tutti quanti i beni che non puntano sull'esclusività hanno nella velocità un punto di forza nella vendita. Quindi essere veloci e presenti sul mercato istantaneamente appena parte qualche forma di trend, quindi non rimandare niente, ma piuttosto provare e ritirare subito dal mercato, di solito è la strategia più positiva. Mentre invece per quanto riguarda i beni che puntano al lusso e all'esclusività, invece quello del farsi mancare e tenere dei prodotti per lungo tempo fuori dal mercato può essere una strategia migliore rispetto all'altra. Quindi credo all'amico che ha chiesto, Alex, che abbia, per scegliere o comunque per dare un'indicazione puntuale bisogna capire di che prodotto stiamo parlando. Più di massa, più veloce, più esclusivo, meno veloce. C'era anche Leonardo che mi aveva mandato un saluto, Leonardo Forin, lo saluto anch'io, ciao Leonardo, grazie.
Ti ringrazio anche perché dai delle risposte molto efficaci a quesiti anche molto diversi e qua appunto si vede che la tua competenza e conoscenza dell'argomento e devo dire che anch'io mi sto prendendo volentieri diversi appunti. Grazie, troppo E, gentile, troppo gentile. e quindi a questo punto io direi che concludiamo questa serata e cercheremo di verificare qual è anche il riscontro ed eventualmente le domande ulteriori che ci saranno e per chiunque volesse seguirti tu hai anche un Sì, sito. guarda, io quello che posso dire alle persone è che ho due pagine, una Instagram che è Sebastiano Linetta Bassa, la grande differenza, dove appunto, come diceva Antonella, ci intervistiamo persone in gamba, e poi una pagina su Facebook, è un gruppo chiuso però che ho creato per i miei amici, perché le persone con cui entro in contatto, e dove parliamo di come stare belli dritti sulla schiena, e quindi ci diamo consigli reciproci, e che è un gruppo chiuso, basta cercarlo, quelli che fanno la grande differenza su Facebook, e lo trovate lì, tutto qui. Bene, ti ringraziamo moltissimo e ti auguriamo una buona serata e grazie per il tempo che ci hai dedicato. E Grazie ad buona serata Antonella a tutti. Caldà, grazie a te, grazie a voi, grazie a Vittorio Veneto, ringraziate tutta l'amministrazione comunale che è dietro a questo sforzo, i tecnici, insomma siete stati gentilissimi ad avermi invitato, vi ringrazio tantissimo, ringrazio il pubblico e buonanotte a tutti. Buonanotte Seba, ciao. Grazie.